Sì, buongiorno a tutti, un saluto particolare a questi ragazzi che insomma stanno facendo anche una fatica a sentire argomenti da grandi ed è difficile in qualche modo catturare l'attenzione, però vedo che erano ben preparati anche dagli insegnanti su una cosa che non è usuale. Pensavo che questo lavoro che hanno fatto i ragazzi, scusa se, però questo è importante, questo lavoro che hanno fatto i ragazzi, pensate, una scuola di Milano, un circolo scolastico di Milano, sarebbe riuscita a fare un lavoro così come l'avete fatto voi? Cioè a raggiungere la prossimità di un paio di aziende e a parlare liberamente oggi, come hanno fatto anche gli insegnanti con cui mi complimento, di un argomento che comincia a essere scottante sotto un altro punto di vista. Perché voi avete parlato di allevamento di bestiame per produrre cibo, ma l'allevamento produce cibo da una produzione diretta del bestiame, per cui dalla mungitura, ma anche dalle carni, perché avete parlato di questo. Oggi parlare di carni in una classe di una grande metropoli comincia a essere un argomento molto scottante. Pensate, migliaia di anni di tradizione che rischiano in qualche modo di essere anche messi in discussione da un cambiamento che sta avvenendo nel mondo incredibile. Lo accenno ma lo butto là e lo lascio là. Avete sentito che spesso, e lo stanno facendo alcune persone che sono liberi di fare le scelte che vogliono nella vita, ok? Per cui sono anche giustificate. Io parlo a tutti i vegani, a tutti i vegetariani, no? Che ci sono liberi di farlo, ma stanno mettendo in discussione in qualche modo anche un po' al palo tutti gli altri che consumano carne e che l'hanno consumata in realtà nelle varie generazioni da millenni, e anche mettendo in discussione un po' i concetti medici che dicono che il consumo di carne adeguata, di proteine comunque delle derivanti da animali, siano anche elementi necessari da portare avanti. Questo è un argomento importante perché stanno spuntando, ne avete sentito sicuramente parlare, nuovi cibi che sono cibi di sintesi, o hamburger vegetali, con il linguaggio dei ragazzi, o addirittura carni sintetiche, su cui chiaramente si mette in discussione quello che è il livello dell'allevamento. Però questo lo lascio come stimolo agli insegnanti per continuare a parlarne. Io penso che anche noi delle organizzazioni, se ci volete un giorno a scuola, noi veniamo volentieri, perché questa mattinata deve essere dedicata a voi, perché io spero che da queste discussioni che nascono stamattina ci possa essere quello che è un elemento, oltre la lamentela degli uffici che abbiamo o lo stare male, ma la proiezione di futuro, cioè il fatto che qualcuno di voi si iscriva in una scuola agraria, possa rimanere in campagna proprio sull'elemento che è quello del guardare quello che ha fatto quell'azienda che avete presentato. L'elemento dell'ambiente, l'elemento del contatto, quello che siete riusciti a insegnare, a prendere almeno dagli insegnanti rispetto a un concetto che la gente non sa che c'è, ma voi l'avete visto in campagna, il benessere animale. Avete parlato di una cosa che la gente non sa, scusami se mi dilungo su questo, ma è importante. Avete parlato di una cosa fondamentale, quindi vi complimento gli insegnanti, che è il concetto che la gente non c'ha manco in mente del pascolo semibrado, che è legatissimo al concetto di benessere animale e che non ha vincoli particolari, se non addirittura, pensate, vincoli di natura sanitaria e ambientale, cioè paradossalmente gli animali al pascolo brado che stanno in situazione di benessere animale hanno solo come limite l'evitare il calpestio esagerato e il mangiare l'erba in maniera esagerata, perché può rappresentare anche una perdita di biodiversità qualora il carico di bestiame su un terreno sia troppo elevato. Per cui pensate quanto l'allevamento oggi è pensato in Italia, in Sardegna, dall'Unione Europea, assolutamente in equilibrio con la produzione agricola. Questo lo dovete sapere.
Perché noi viviamo in un momento in cui gli agricoltori che soffrono in tutta Europa, li avete visti in piazza, ok? Con nostro anche disagio paradossalmente, perché ci accusano di essere inquinatori. Noi che siamo qua a produrre cibo, ragazzi. Quindi guardate, l'esempio, io lo dico al dirigente scolastico, ringrazio di questo, e agli insegnanti, ci dovete aiutare a far crollare questa cosa che sta nascendo, è un fronte ambientalista esagerato che sta distruggendo l'attività di centinaia di anni di agricoltori che come in Sardegna cercano di portare avanti le attività. Bene, è stato detto anche nella traduzione di quel cartello, ad esempio, dove diceva controlli sanitari abituali e alcuni a sorpresa, perché c'è anche quello, che i nostri allevatori sono tra i più controllati al mondo, i nostri campi sono tra i più sicuri al mondo e continuiamo a essere, ripeto, messi all'angolo da sistemi che non valorizzano l'agricoltura. Noi fra 15 anni abbiamo un grandissimo problema, che se continuano a esserci queste voci, ok, che condannano gli agricoltori come inquinatori, o che condannano questa attività agricola, o che la trascinano assolutamente in una difficoltà di produzione, che vede l'agricoltore che sempre di più ha difficoltà a produrre, dove chi è che si avvicina dei giovani all'agricoltura in futuro? Invece li dobbiamo far avvicinare. Vi dovete appassionare alla campagna, perché è un mestiere straordinario, è un mestiere bellissimo, è un mestiere libero, è un mestiere che vi lascia a contatto con la natura tutti i giorni, che non vi fa passare come molti di noi sono passati quando sono andati fuori, quando hanno vissuto nelle grandi città, a vivere come topi per ore nelle metropolitane. Pensate che sia un valore aggiunto fare un'ora e mezza di fila o di strada tutti i giorni dalla periferia di Roma per arrivare al centro di Roma, e c'è gente che si sveglia alle 5:30 del mattino, prende la metropolitana un'ora e mezza, ritorna a casa alle 7 di sera dopo un'altra ora e mezza di metropolitana? Quella è vita? Allora, l'illusione di una vita diversa che viene fatta dalle grandi città, vi assicuro che non è quella che viene passata qua. Qua purtroppo quello che noi dobbiamo chiedere è che ci siano più servizi, che ci sia più qualità della vita, che ci sia più possibilità di fare impresa. La gente fugge da qua non perché insomma non ci sia la possibilità di vivere bene o l'ambiente non sia salubre. Si scappa da questi paesi purtroppo perché non c'è opportunità di futuro, perché siamo mal collegati dalle grandi città dove uno vuole andare a vedere un cinema, a fare festa, insomma. Quindi quello che deve essere fatto è esattamente il percorso contrario. Ecco perché mi sono collegato al discorso delle sofferenze. Perché è il percorso contrario che deve essere fatto. Noi oggi abbiamo una continua emigrazione dalle campagne, prima verso le città per gli studi, poi verso la penisola o il resto d'Europa per gli altri studi. Dobbiamo far sì che ci sia un ritorno, ma per fare un ritorno bisogna che ci siano le opportunità e non bisogna essere vessati, e bisogna che la regione, così come è stato detto molto attentamente, li ho ascoltati, i diversi direttori generali e i funzionari che si sono succeduti, abbia un'idea chiara. Avete presente quella che è la gara, la staffetta 4x4 e fanno i corridori, no? Gli atleti? Allora voi pensate che noi siamo in un'eterna staffetta nella regione Sardegna, ma in tutte le regioni. Ogni tot di tempo si prende il testimone, in questo caso il testimone dell'agricoltura sarda, e si passa a un altro assessore, ok? Quel testimone è la ricchezza del passaggio del futuro, ma ogni assessore, ogni politica, ogni presidente della regione, ogni assessore ha una grande responsabilità, che non è solo che è quella che dicevano i direttori generali, che dicevano auspichiamo, speriamo che il PSR sia diverso, il programma di sviluppo rurale, speriamo che il complemento regionale di programmazione sia diverso, possa guardare il futuro, possa avere misure diverse. Quando parlano così, stanno parlando
come noi che operiamo nel settore, che abbiamo necessità di una politica che programmi il futuro per i prossimi 15 anni, non li guardi a oggi, perché se io oggi risolvo i problemi della pancia ma non guardo le prossime generazioni, non guardo i nuovi insediamenti, non guardo la possibilità di capire come ci possano essere delle reali opportunità attraverso i fondi europei di stabilizzare la gente in campagna, di farla stare bene, se non abbiamo queste opportunità, noi utilizziamo la politica dei pannicelli caldi, tamponiamo falle, facciamo degli studi straordinari, ma non riusciamo a farli decollare. E allora tutto si mette insieme, dalla conservazione della biodiversità, che è fondamentale perché non si può perdere il patrimonio genetico storico di un'isola che può servire per il futuro, quindi lo conservo oggi guardando al futuro, ma anche alla costruzione di nuove imprese che possano avere però delle opportunità completamente diverse. Per far questo bisogna però investire. E allora, e vado a terminare, il livello dell'assessorato all'agricoltura, lo dico qua perché è una straordinaria occasione che si è riuscita a creare, cioè quello di metterci tutti insieme. Eravamo da tantissimo tempo che non ci guardavamo tra direttori generali, tra funzionari del settore, ma c'è una cosa fondamentale che ci deve unire anche con le organizzazioni: o facciamo risalire il livello di importanza all'interno della giunta regionale dell'assessorato all'agricoltura, che è il primo, e che ho paura che si stia trascurando anche adesso, anche se abbiamo avuto la fortuna di mettere un assessore che proviene almeno dal mondo agricolo, ma quello che ci interessa è che ci sia importanza dal punto di vista politico, che ci sia un politico che faccia contare l'agricoltura come primo elemento, perché anche in questa discussione di questo inizio che c'è stato, prima è venuta la sanità e lo capisco, ma l'agricoltura è venuta per ultima. E meno male abbiamo avuto un candidato che c'è stata la possibilità che provenisse dal settore agricolo. È un elemento fondamentale, ma non lo dico solo per il livello di economia o perché sia più importante del turismo per l'altro, ma perché si parla tanto di spopolamento, e lo spopolamento non è solo un elemento sociale, è un elemento di costo della regione. E l'elemento di costo della regione, cioè il fatto di come tenere popolato o come tenere governato il territorio quando sarà spopolato, sarà un costo sociale che le comunità dovranno pagare. Per cui ci dobbiamo arrivare attraverso le uniche attività che si possono tenere nel territorio, che sono quelle agricole. Per far questo ci vuole autorevolezza politica che possa programmare il futuro per i prossimi 15 anni. Quindi io lancio solo questo. Io non voglio solo risolvere i problemi di pancia, quello mi prendo anche la responsabilità di prendere gli schiaffi come ce li prendiamo sempre anche da altri comparti che ci dicono che sbagliamo, che tiriamo le cose, ma abbiamo bisogno di avere un assessorato forte, con un nucleo pensante, con gente che ci possa lavorare, con dirigenti che possano collaborare, le agenzie che possano realmente essere di stimolo per l'assessorato all'agricoltura, e non solo elementi che non riescono quasi magari a collaborare e a costruire con loro e esprimono solo elementi di speranza. È da un lato bello sentire maggiori funzionari, maggiori dirigenti della regione che dicono no, speriamo che possa essere così, ma dall'altro fa pensare quanto ci sia da fare dal punto di vista politico per l'ascolto sia dalla parte funzionale sia dalla parte delle associazioni, per far sì che i 15 anni prossimi possano essere programmati, al di là del colore politico e al di là delle giunte che si alterneranno.